Perché non ha mai usato, non ha mai usato armi? Ma neanche toccare un derubato, perché c'è rapina impropria. Certo. Invece del furto paghi la rapina impropria. Quindi Basta quando si è trovato faccia a faccia, lei è capitato, cosa ha fatto? a San Bettete qua, a Venezia, San Betteto, la contessa, siamo andati dentro, abbiamo fatto le nostre pulizie, va bene, sono portato giù 2 valigie piene, mentre stavo per uscire lei è entrata. E quindi? Chi è? Dico, non si preoccupi, siamo i ladri, signora. Ci va bene, vadi via, va bene, arrivederci. E quindi non avete rubato nulla? Gli ho portato le borse sopra, no. Un vero gentiluomo, l'Arsenio Lupin di Venezia, che lo ricorda anche un po' nel look. Il ladro più famoso d'Italia, Vincenzo Pipino, 83 anni, si è raccontato a Ring, con aneddoti singolari della sua, per così dire, attività, come quello di non aver mai utilizzato armi nei suoi colpi. E poi il famoso furto di un canaletto. Se l'hai tenuto in casa un mese? L'ho portato via, dopo, quando siamo venuti fuori, ho detto, dov'è Fabio il coso? Ho detto, è qua, dammelo qua, mi arrangio io. E sono portato via. L'ho nascosto io a Roma. E hanno fatto un casino alla Madonna, non volevano più, insomma, alla fine di tutte io faccio una telefonata a Falk. Cioè lei chiama in azienda? Pronto? Dico, dottor Falk, come sta? Bene, sì. E lei? E io sono qua, dico, senta, ma lei che è un buon samaritano, ha fatto tanto del bene, glielo dia al museo che almeno questo quadro appartenga alla cultura mondiale. Sì, ha ragione, che bello, mi piace quello che dice lei, sono un buon samaritano, lo regalo, lo vendo. Però una cosa non ha capito, che il quadro è mio e faccio quello che voglio, dice lui. E lei a quel punto dice, sì, sarà suo il quadro, però ce l'ho io in questo momento. E posso anche farlo a pezzettini. Sì, tanto so che lei non lo fa, che mi ha chiuso il telefono. Anche la conoscenza con Felice Maniero e la Mala del Brenta. Ma ora, che cosa accadrà? L'ultimo furto? Quale? Che ultimo? Qual è l'ultimo furto? Quello di domani sicuramente. No, ma lei che ha pensato tutti dei violenti, no? Vede tutte le immagini anche che noi mostriamo nei telegiornali, di questi che sono disperati, questi qua non sono ladri. Quindi sono ancora più pericolosi. Ma certo, perché cosa vuoi fare? No, ti dico che noi, quando andavamo a rubare, non facevamo questi danni qua.